Ci sono stati gli stati generali per scuotere l'allora governo Renzi, ci sono state riunioni, è nato un comitato. Dopo la chiusura del Tribunale di Bassano è partita la corsa verso un nuovo traguardo chiamato Tribunale della Pedemontana Veneta. Oggi l'ultimo incontro ha definito le prossime e decisive mosse. Inviare una richiesta al Presidente Zaia e anche al Ministro Bressa e al Presidente Gentiloni che all'attere sul tavolo della trattativa per l'autonomia del Veneto venga inserita anche l'esigenza di dare maggiore efficacia all'amministrazione della giustizia in Veneto. Il comitato vuole servirsi della trattativa per l'autonomia. A latere, spiegano, si parli anche dell'istituzione dell'ottavo Tribunale Veneto, perché la questione è di rilevanza non soltanto per il territorio pedemontano ma per la giustizia di tutta la regione. C'è il discorso della partita dell'autonomia da giocare, l'autonomia va sull'efficienza della Regione Veneto, uno dei motivi di efficientare la Regione Veneto è anche un motivo di giustizia, quindi il Tribunale della Pedemontana serve, non è un problema di Bassano, è un problema della giustizia veneta. Certo, resta anche un modo per salvare una cittadella della giustizia da 12 milioni di euro ora inutilizzata. Il tempo stringe, le elezioni sono oramai alle porte e il comitato punta a rendere il Tribunale della Pedemontana materia di programma politico. Bisogna prepararsi per richiedere con forza l'istituzione dell'ottavo Tribunale di Bassano del Grappa quando ci saranno il nuovo Parlamento.